Allora, Leonardo Totè, benvenuto a Napoli. La stagione è iniziata a Bologna, è finita purtroppo male, però Napoli è un trampolino di rilancio più che di lancio. Tu sei di classe 97 e Napoli sembra l'ambiente fatto apposta per te. Ma sicuramente, guarda, ho tanta voglia di rivalsa, di rivincita personale, quindi sono convinto che Napoli sia la piazza giusta per me e per questo ho firmato per il finale di questa stagione e anche la stagione prossima, quindi sono molto convinto di questa cosa e non vedo l'ora di iniziare. Come ti ha convinto Coach Sacripati? Tu già lo conoscevi, l'hai avuto in nazionale, però suppongo che al telefono qualcosa hai mai detto per convincerti, per spingerti a dire di sì. Ma guarda, c'è stato in realtà un interesse reciproco, nel senso che ero interessato a venire a Napoli da molto prima. Poi quando mi si è presentata l'occasione ho avuto appunto, l'occasione di parlare con Coach Pino e mi ha sicuramente dato solo vibrazioni positive, tra virgolette, quindi non mi ha convinto, ecco, diciamo, io ero già intenzionato a venire qua a Napoli, mi ha solo dato delle motivazioni in più. Hai sfiorato le Olimpiadi, purtroppo lei hai dovuto dare forfait per una questione, per un problema al ginocchio, però la nazionale è uno degli obiettivi che si può raggiungere tramite il basket Napoli. Ma sicuramente, guarda, la nazionale è uno dei miei principali obiettivi e sicuramente grazie al Basket Napoli penso di poterlo raggiungere il più in fretta possibile perché comunque è una società, è un tipo di squadra che mi rappresenta molto per il tipo di giocatore che sono io, quindi e spero di diventare presto un giocatore simbolo per questa società e questa squadra e questo mi permetterebbe appunto anche di riuscire a giocare in nazionale. Ecco, la prima partita contro la Virtus Bologna, per te è come se fosse un derby sostanzialmente. Sì, E se non sbaglio qualcuno su Instagram, sui social, ti sì. ha già scritto qualcosa al riguardo. Sì, sì, è stato inondato di messaggi da parte dei tifosi Fortitudo che mi hanno detto appunto ricordi che domenica è un derby, come fosse un derby per te. In effetti dico la verità e lo sento come un derby. Lo sento come un derby, in più aggiungi che ho molte motivazioni perché è la prima partita con Napoli e tutto, quindi sono molto carico. Ecco, l'ultima cosa puoi promettere ai tifosi della GeVi Basket Napoli? No, allora ti dico, prometto sicuramente di dare il massimo in campo, tutto quello che ho dal punto di vista atletico, tecnico, tutto insomma, quindi quella è la promessa che posso fare. Poi daremo il nostro meglio e arriveremo dove arriveremo, però sicuramente ce la metteremo tutta.